Una delegazione di amministratori libici con i sindaci delle più importanti città della costa è in questi giorni in Friuli Venezia Giulia per imparare nuovi metodi di pesca e acquacoltura che possono diventare una fonte di sviluppo ma anche di pacificazione per il paese nordafricano. Oggi c'è stata anche una visita agli allevamenti del Golfo di Trieste. L'ha seguita Giampaolo Mauro. Il sindaco di Tripoli, quello di Bengasi, quelli di Tobruk e Sirte amministrano territori dilaniati che solo da poco hanno ripreso a parlarsi. Cosa li porta in una sala convegni di Trieste ad ascoltare com'è cambiata la fauna ittica nell'Adriatico e poi su una barca al largo di Duino a vedere da vicino come funzionano gli allevamenti di mitili e di pesce. Sono molto attenti, chiedono quanto costa allestire i filari delle cozze, di cosa sono fatte le vasche per le orate, risposta in Kevlar, e quante ne contiene ognuna, sono 40.000 e le vasche sono 60. Insomma, vogliono far ripartire il loro paese e lungo la costa libica la risorsa è il mare. Ed è vero che c'è un mare non sfruttato da 5-6 anni, quindi la ricchezza c'è. In più questa potrebbe servire. Questa ricchezza che è concentrata lungo le coste potrebbe essere una vera alternativa per quella che è la parte di popolazione che oggi è implicata o purtroppo subisce un impatto negativo da quelli che sono i flussi migratori. Così sono venuti a imparare come facciamo noi, che di pesce ne abbiamo molto meno e che abbiamo imparato a produrlo negli allevamenti in modo sostenibile e sotto stretti controlli sanitari. L'obiettivo è trasferire le nostre conoscenze in Libia attraverso progetti di cooperazione, in questo caso mediati dal Comitato Europeo delle Regioni e dalla nostra Presidenza del Consiglio regionale, che ha organizzato questi incontri fino a giovedì. Il pesce libico oggi arriva in Italia attraverso canali non ufficiali dalla Tunisia, con forte perdita di qualità. E soprattutto non c'è una rete sufficiente a gestire il pescato. Manca una catena del freddo che è l'anello principale di partenza e quindi anche per quanto riguarda la catena del freddo, che è il punto essenziale, anche Friuli Venezia Giulia con le sue tecnologie e le sue aziende può dare una grossa collaborazione per partire in questo settore.